Vellutata di patate e asparagi verdi alla curcuma con quenelle di ricotta al grana padano 20 mesi e frutta secca. Prendiamo delle patate bollite, le tagliamo a pezzettoni e le andiamo ad inserire in un composto di latte e panna in ugual proporzione e le portiamo ad ebollizione. Ora aggiungiamo anche degli asparagi precotti, leggermente sbollentati, e una punta di cucchiaio di curcuma. Portiamo il tutto ad ebollizione, lasciamo cuocere per pochi minuti essendo gli ingredienti già cotti in precedenza e poi andiamo a passare il tutto a un frullatore di immersione o ad un cutter. La nostra vellutata di patate e asparagi verdi è pronta, l'abbiamo passata al cutter, la lasciamo un po' grossolana per sentire la consistenza degli ingredienti che abbiamo inserito all'interno e passiamo alla realizzazione delle quenelle di ricotta e grana padano 20 mesi. In una ciotola aggiungiamo il grana padano 20 mesi, della ricotta passata al cutter aggiungendo un po' di panna fresca e profumiamo il tutto con un trito sottile di erba cipollina fresca. Scusi chef, erbe aromatiche e grana padano, binomio vincente? Binomio assolutamente vincente perché il profumo delle erbe aromatiche, in questo caso l'erba cipollina, estraggono molto in maniera intensa il gusto del latte e il gusto del grana padano da questo piatto. Mescoliamo la ricotta con il grana padano, ottenendo un composto cremoso e abbastanza denso. La appoggiamo a cucchiaiate sopra della frutta secca tritata e cominciamo ad impiattare. Prendiamo la nostra vellutata, leggermente gialla il dato dalla curcuma. La curcuma non ha nessun sapore, per cui è ottima per colorare in questo caso i piatti. Il giallo ci serve per valorizzare il colore poi del bianco e verde, bianco della ricotta e del grana padano e il verde delle verdure. E andiamo a completare la preparazione. Con 2 cucchiai chiudiamo le nostre quenelle di frutta secca, ricotta e grana padano e andiamo a appoggiarle al centro del piatto. Qualche filo di erba cipollina per decorare, qualche asparago verde per completare il nostro piatto, un filo d'olio extravergine di oliva. È un piatto sostenibile anche questo, patate bollite avanzate e asparagi avanzati.